istituto. Adesso siamo arrivati al momento della premiazione. Sì, sì, siamo al momento giusto. Leggo due righe sul premio che si rifà alle due figure più volte menzionate oggi: Serafino Raffaele Minic 1808-1883 ed Angelo Minic 1817-1893. Erano fratelli veneziani, ma di famiglia oriunda di Cattaro. Avevano acquisito una buona posizione finanziaria con la professione. Docente di matematica presso l'Università di Padova, di cui fu anche rettore il primo, e, come sapete, primario di chirurgia all'Ospedale Civile di Venezia il secondo. Non essendosi sposato nessuno dei due, trascorsero la vecchiaia dedicandosi agli studi prediletti. Quando Serafino Raffaele morì, il fratello decise di dividerne la ricca biblioteca tra le due famiglie che egli ebbe, e cioè l'università e l'istituto. 10 anni dopo toccava ad Angelo di andarsene. Era stato a lungo curatore della Fondazione Balbi Valier, amministrata dall'istituto, e poi presidente dello stesso sodalizio, e se fosse vissuto sarebbe tornato a ricoprire tale carica. 5 giorni dopo la sua scomparsa, il 2 novembre del 1893, l'istituto si riuniva in adunanza straordinaria, dal momento che, precisava De Berta, non era conveniente che i membri venissero inesattamente informati dai giornali delle generose disposizioni testamentarie, come si legge in un'opera molto importante sulla storia dell'istituto di Giuseppe Gullino, che ha già parlato. Tra i mandati testamentari c'è quello che l'istituto bandisca un premio triennale per studi di medicina, che oggi appunto viene conferito. Il premio è uno dei più rappresentativi della vita dell'istituto, sia per la sua longevità, anche grazie all'oculatezza della gestione dei fondi, sia perché dal 1898 sono stati premiati molti giovani divenuti in seguito apprezzati professionisti. Allora, mi viene in mente se posso, non voglio abusare del tempo perché è tardi, una bella poesia di un altro illustre veneziano, nato però sull'altra sponda dell'Adriatico, il Tommaseo, il quale ha scritto per le scuole del popolo una poesia sui benefattori morti, che hanno cioè lasciato un lascito per l'istruzione dei figli del popolo, e che quindi sono presenti attraverso questa carità operosa anche dopo essere defunti. E mi pare che siamo a un livello di istruzione più elevata con questo premio, ma lo spirito è quello. Allora, il premio è stato vinto dal dottor Filippo Ceccato. Che dove è andato? Prego, venga. Inviterei anche il dottor Tessarin, che è il direttore sanitario dell'azienda Serenissima. Sì, altri? No, così facciamo. Le domande erano una sessantina, molto numerose, la commissione qui le ha esaminate e all'unanimità ha conferito il premio
al dottor Filippo Ceccato qui presente, il quale si è laureato in medicina e chirurgia, questo scrive la Commissione, nel 2009 con 110 e lode su 110. Specialista in endocrinologia e malattie del ricambio, ricercatore di tipo A. È autore o coautore di 60 pubblicazioni e ne presenta 18, in 16 delle quali è il primo firmatario. Cosa che chi è pratico di cose scientifiche conosce. Gli studi riguardano principalmente le malattie dei surreni, la validazione del metodo di misurazione del cortisolo libero urinario attraverso la spettrografia di massa per la diagnosi della sindrome di Cushing. Altrettanto rilevanti le ricerche sull'insufficienza surrenalica centrale e periferica, con la messa a punto di metodiche di misurazione di idrocortisone e cortisone acetato, mirati ad ottenere il fisiologico ritmo circadiano del cortisolo. Altri studi concernono la gestione delle terapie degli adenomi ipofisari aggressivi e l'analisi molecolare di laboratorio dei potenziali fattori predittivi di risposta alla terapia. Studi più recenti vertono sulla riduzione della densità ossea in pazienti in terapia a lungo termine con cortisonici e in soggetti con iperplasia surrenalica congenita dovuta a deficienza di 21 idrosilasi. Non so se sbaglio gli accenti. Meno male, sono stato fortunato. Rilevante la sua authorship nelle linee guida italiane per la gestione dei pazienti con iponatremia. Questa è una medaglia, complimenti e auguri. Ora c'è questa asettica motivazione che ho letto grazie a una novità, insomma, che è stata proposta e approvata, dà luogo a una breve sintesi della figura di ricercatore del giovane studioso che è affidata a lui stesso. Ecco, e quindi lo ascoltiamo più che volentieri. Non dimentichi la medaglia. Grazie all'istituto, a tutti quanti voi, anche per farmi conoscere questo mondo così affascinante. Per chi come me è sempre stato soprattutto o in ambulatorio o in laboratorio, no? E se vado troppo lungo fermatemi, perché generalmente sono abbastanza chiacchierone. Allora, vi faccio un attimo vedere una rapida carrellata su quelli che sono stati, i miei cavalli di battaglia finora e che spero lo saranno anche nel futuro, cioè le terapie mediche degli adenomi ipofisari e la misurazione degli steroidi. Gli adenomi ipofisari non sono una cosa poi così rara, si studia nei libri di medicina che sono delle entità abbastanza aneddotiche. In realtà circa un paziente su 1000 ne è affetto. L'ipofisi produce moltissimi ormoni, la maggior parte degli adenomi ipofisari sono quelli secernenti in prollattina o non secernenti. Quello che però mi preme ricordarvi è che appunto non è una cosa così rara e negli ambulatori di medicina generale o in un reparto di medicina interna possono capitare pazienti con adenomi ipofisari. Questo è quello che si fa adesso, non solo negli adenomi ipofisari ma un po' in tutta l'oncologia, fino agli anni 90-2000, cioè c'è una diagnosi di malattia. L'adenoma ipofisario è una malattia al limite tra il benigno ed il maligno, dopo vi farò vedere, poi c'è una chirurgia e eventualmente una radioterapia o una terapia medica di supporto. Il progetto che ho iniziato con il mio dottorato e poi adesso prosegue col mio progetto ricercatore e spero che porterà anche ad un buon futuro per i miei pazienti è a fianco della diagnosi portare tutta una caratterizzazione sia clinica che molecolare del paziente, per poi far sì che la terapia medica, nella quale io credo molto, possa mettersi allo stesso livello o anche appena prima della chirurgia per dare poi un risultato migliore
nell'ottica di quella che al giorno d'oggi si chiama la personalized medicine, cioè la terapia personalizzata come una giacca sul paziente e non più una terapia per tutti. Perché bisogna parlare di una terapia personalizzata? Perché porto un esempio standard, diciamo, il concetto è molto complesso ed è la terapia medica con analoghi della somatostatina. È una terapia che, come tutte le terapie mediche, può funzionare o può non funzionare. Questi sono tutti i motivi per cui una terapia medica che noi utilizziamo al giorno d'oggi potrebbe non funzionare. E come vedete ci sono sia fattori, diciamo, antropometrici, come l'età o il genere del paziente, ma la maggior parte dei motivi per cui la terapia medica può non funzionare derivano appunto dalla neoplasia stessa, quindi tutta una serie di alterazioni molecolari o dello citoscheletro o dell'espressione proteica della cellula. Però per studiare questa cellula mi serve l'adenoma e l'adenoma ipofisario appunto non è sempre diciamo raggiungibile. Perché è così complessa la cosa? Perché a valle dei recettori che noi andiamo a interessare con la nostra terapia ci sono, vedete, decine, forse anche centinaia di mediatori e quindi è molto complesso quando si vede un paziente pensare che dietro ci possa essere tutto questo. Per cui noi siamo partiti da un'osservazione ancora qualche anno fa da parte del dottor Occhi, un nostro biologo, che ci sono degli adenomi ipofisari che esprimono questa cosa che si chiama GPR, cioè il recettore del GIP. Fine anni 90, primi anni 2000, le incretine andavano molto di moda, adesso come sapete sono diciamo la base della terapia moderna del diabete. Le incretine vengono diciamo generalmente considerate tutti quegli ormoni controregolatori prodotti durante la digestione. Noi appunto abbiamo visto che negli adenomi ipofisari, e anche là non capivamo bene perché, c'era un'alta espressione del recettore di queste incretine. Poi li abbiamo fotografati, li abbiamo anche poi visti diciamo appunto nelle cellule dei pazienti. Quello che a un certo punto abbiamo notato è che i pazienti che avevano questo alto numero di recettori rispondevano in modo diverso alle terapie mediche. E questo è affascinante. Perché? Perché se io ho un marker di risposta alla terapia medica, allora potrei anche andare in cerca se il paziente è diverso, pur essendo sempre acromegalico. Ed in effetti cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che un test molto semplice in endocrinologia, che è l'OGTT, il test da carico orale di glucosio, si comporta in modo diverso tra i pazienti con o senza questo recettore del GIP. Brevemente nel soggetto sano, quando io do glucosio, la glicemia sale e il GH scende. Nel soggetto acromegalico in maniera simile il GH scende. Nel soggetto acromegalico con risposta paradossa e quindi con alti livelli di GIP, il GH anziché scendere dopo glucosio sale. Quindi appunto era una risposta inaspettata fino a prima delle nostre ricerche e invece adesso siamo riusciti a dimostrare con questo grande lavoro collaborativo italiano con più di 500 pazienti. Tenete conto che l'acromegalia è una malattia rarissima, in Veneto ce ne sono circa 30-40 affetti, quindi con questo lavoro nazionale abbiamo messo veramente insieme una casistica che può essere diciamo molto rappresentativa di quasi tutto il panorama italiano. Comunque abbiamo chiuso un po' il cerchio, no? Cioè i pazienti con risposta paradossa, quindi con una risposta inaspettata del GH all'OGTT, hanno una maggiore risposta alla terapia medica. E quindi abbiamo aggiunto un po' diciamo il nostro tassello veneto diciamo a questo puzzle che in un futuro penso sarà ancora più nutrito. Ritorno al discorso di prima, questo è una cosa che si può sapere da subito dal paziente, non ci serve il pezzo di adenoma ipofisario da studiare in cultura per vedere se ha o meno tutta una serie di profili molecolari. Poi invece le terapie mediche degli adenomi ipofisari riguardano non soltanto l'adenoma, ma anche la secrezione di questo adenoma, cioè un eventuale eccesso di cortisolo, la cosiddetta sindrome di Cushing. Anche qui il discorso è molto complesso perché abbiamo tantissime terapie, sia orientate verso l'ipofisi che orientate verso il surrene. Queste terapie poi hanno moltissimi effetti collaterali e, come vedete qui è segnato in rosso,
gli studi riportati in letteratura fanno vedere un'efficacia fino al 20-30% dei pazienti. In più le terapie si possono combinare e dopo vedremo come. Allora, prima di tutto abbiamo proposto il primo studio al mondo prospettico, quindi non retrospettivo, cioè prendo i pazienti che hanno risposto ad una tale terapia e li descrivo, ma prendo una serie di pazienti, li tratto tutti allo stesso modo e vedo chi risponderà. Questo è stato il primo studio prospettico basato su 30 pazienti con sindrome di Cushing, anche questo è un quadro endocrino nostro particolarmente raro, trattati con metirapone, che è un farmaco appunto da poco disponibile. Questo è lo studio che è stato disegnato e naturalmente sottoposto e approvato dal comitato etico. La novità, un attimo, oltre al fatto di essere il primo studio su questo tipo di malattia, è stato anche il fatto di aver stratificato i pazienti. Cioè i pazienti non sono tutti uguali. In base alla secrezione di cortisolo ci sono pazienti con quadri endocrini più o meno severi e in base ai livelli di cortisolo basale abbiamo iniziato una terapia con più dose di metirapone. Un po' come si fa con l'ipertensione. Se un paziente è tanto iperteso comincia con tanti farmaci o con almeno un'associazione di farmaci oppure con un alto dosaggio. I risultati sono stati molto buoni. Questo è uno spaghetti plot che poi è stato normalizzato per far vedere le mediane. Vedete come i livelli di cortisoluria si sono normalizzati al terzo mese e ridotti drasticamente già al primo mese, similmente anche i livelli di cortisolo salivare. Il cortisolo è naturalmente il nostro marker, essendo tutte quante sindromi date ad eccesso di cortisolo. Il primo marker è andare a vedere come migliora il cortisolo e questa cartoon soltanto per farvi vedere come i risultati in termini di controllo di malattia poi si mantengono anche al sesto, al 12° e al 24° mese. In questa slide per farvi un attimo notare le barre verdi, per farvi vedere come anche se all'inizio ci possa non essere un ottimo risultato, soprattutto nei pazienti con quadro severo di ipercorticismo, poi andando avanti e avendo fiducia nella terapia anche al terzo e al sesto mese, si recluta un buon numero di pazienti con risposta alla terapia. E quindi abbiamo concluso e proposto poi in letteratura che il metirapone è veramente efficace in modo molto rapido e se tollerato va utilizzato in modo continuativo. Questo è un po' lo studio invece del futuro, cioè non utilizzare più soltanto una monoterapia contro il Cushing, ma una terapia combinata con farmaci naturalmente attivi a vari livelli e a vari target. Non è una cosa nuova, già in passato sia noi a Padova che anche altri gruppi internazionali l'hanno proposto, cioè l'utilizzo di varie terapie. Noi però anche qui siamo partiti da uno studio in vitro. E cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che l'acido retinoico, che è un derivato della vitamina A, aumenta l'espressione di un recettore della dopamina e noi la terapia che andremmo a utilizzare è proprio un dopamino agonista. Vedete in questo cartoon come dando in cellule una quantità crescente di acido retinoico aumenta l'espressione del recettore. Cosa vuol dire avere più recettore? Vuol dire avere più risposta di terapia a parità di dose, oppure riducendo la dose, ridurre gli effetti collaterali ed avere comunque una buona risposta. Abbiamo poi provato in vitro, quindi su culture, la combinazione acido retinoico e cabergolina, che funziona molto bene sia in termini di secrezione che in termini di mortalità cellulare, e adesso l'anno scorso abbiamo vinto un grant dell'AIFA per testare questi nostri studi che abbiamo fatto in vitro sull'uomo. Adesso stiamo coordinando, abbiamo appena sottomesso al comitato etico un lavoro multicentrico italiano appunto sulla combinazione di cabergolina e acido retinoico. E questo è il disegno dello studio. Tra 5 anni è previsto, diciamo, la fine dello studio e la valutazione dei risultati. Noi speriamo naturalmente che i risultati siano buoni, e siano buoni perché? Perché il Cushing è comunque una lesione atipica, cioè una lesione ipofisaria in cui l'aggressività biologica può non essere, diciamo,
che vada di pari passo con l'aggressività biologica, cioè adenomi molto grandi. Vari studi sono presenti in letteratura su definizione di adenomi tipici o atipici, aggressivi o non aggressivi. Quello però che torna in letteratura e che anche noi abbiamo visto è che non è facile sempre definire un adenoma o una lesione oncologica aggressiva o non aggressiva. Questo è importante per il paziente perché naturalmente una neoplasia più aggressiva necessita di terapie più aggressive e anche una prognosi sfavorevole per il paziente. Per cui a Padova abbiamo provato a proporre una nuova definizione di adenomi ipofisari aggressivi che cerca un po' di comprendere tutte quelle precedenti. Per cui abbiamo rivisto tutta la nostra casistica passata di adenomi ipofisari più o meno seguiti a Padova, circa 800 pazienti, trovandone circa 100 di aggressivi. E cosa ci siamo accorti? Ci siamo accorti che gli adenomi aggressivi andavano tutti incontro alla chirurgia, anche più chirurgie per paziente. Ma poi il tasso di remissione chirurgica non era poi così buono come ci si va ad aspettare, ad attendere. E al contrario, i tassi di remissione con la terapia medica forse non erano così bassi come ci si poteva attendere. Per cui abbiamo cominciato ad utilizzare la terapia medica al posto della chirurgia. Questo adesso vi faccio vedere rapidamente, è forse il nostro miglior paziente. C'è un paziente che si presenta con una lesione ipofisaria veramente molto importante. Chi è abituato a vedere risonanze magnetiche cerebrali, generalmente l'ipofisi occupa un piccolo spazio qui nella sella turcica. Questo è un gigantesco adenoma ipofisario, naturalmente non suscettibile di approccio chirurgico, almeno in prima linea. Trattato con terapia medica non ha funzionato, la terapia medica standard, per cui abbiamo proposto una terapia medica aggressiva, cioè la temozolomide. Anche qui uno dei primi casi in letteratura proposti, è un alchilante che passa la barriera ematoencefalica e abbiamo ottenuto degli ottimi risultati. Il paziente poi ha finito i 12 cicli di chemioterapia con temozolomide e adesso sono passati 18 mesi dall'ultima risonanza magnetica. Il paziente non solo è guarito dall'adenoma ipofisario, ma non ha neanche nessun danno, perché dal punto di vista chirurgico intervenire con una lesione così grande poteva dare dei danni non da poco a livello del sistema nervoso centrale. Poi, tralasciando gli adenomi ipofisari e andando sul cortisolo, questa è la figura che faccio vedere agli studenti di medicina. Il ritmo del cortisolo è il primo ritmo scoperto in natura sul corpo umano, è il ritmo del sonno-veglia. Il cortisolo si sveglia un po' prima di noi, tra le 4 e le 6 di mattina c'è il picco di cortisolo, poi noi ci svegliamo, durante la giornata facciamo le nostre attività e scende poi nella sera fino ad arrivare ad un nadir nelle ore notturne. L'eccesso di cortisolo si studia con vari test che vanno ad indagare l'asse che prima vi ho fatto vedere. Ogni test ha il suo pro e il suo contro. Questa slide è soltanto per farvi vedere che tutti praticamente i test per lo studio dell'ipercorticismo hanno un principale nemico, che è la misura del cortisolo stesso. E perché la misura del cortisolo è così difficile? Perché, come appunto i due gemelli, il cortisolo, che è l'ormone steroideo attivo nel nostro organismo, ha il suo fratello quasi gemello, cioè il cortisone, che gira nei nostri liquidi corporei. Però, come vedete, ve li ho cerchiati con un cerchio azzurro, il cortisolo ed il cortisone differiscono soltanto per un atomo di idrogeno. Quindi le due molecole differiscono soltanto per un atomo. Non solo, le due molecole si trovano sempre presenti nei nostri fluidi biologici perché degli enzimi continuano a trasformarle tra le due. La differenza però qual è? È che il cortisolo, quello arancione, è ormonalmente attivo, il cortisone, quello azzurro, non è ormonalmente attivo. E il fatto che differiscano soltanto per un atomo di idrogeno è sempre stato il classico problema, la buccia di banana nella quale scivolano tutti i test immunometrici finora presenti e anche utilizzati. Questo era l'Immulite 2000 utilizzato a Padova fino a 3 o 4 anni fa. C'era un bias di 311 nanomoli, che è tantissimo, vuol dire che un cortisolo su 2
misurato con il metodo immunometrico comprato dalla nostra azienda ospedaliera, poteva avere un errore anche del 40%, appunto perché il test di laboratorio misurava non solo il cortisolo ma anche il cortisone. E quindi ci siamo messi a misurare il tutto con la spettrometria di massa, ottenendo dei risultati veramente importanti in termini di sensibilità e specificità diagnostica, che arrivavano quasi al 100%, sia sul cortisolo urinario che sul cortisolo salivare. Vedete come le curve ROC sono quasi perfette, con dei livelli di sensibilità e specificità veramente vicini al 100%. Ecco, perché questa è una cosa che mi piace mettere, cioè è una cosa che a Padova, e spero a breve in tutto il Veneto, si fa in routine, cioè tutti i cortisoli vengono misurati così, quindi chiunque ha una misurazione e qualunque specialista la chiede, ad esempio il cardiologo che ha il sospetto di Cushing, ha comunque un risultato buono, anche se non ha le velleità di un endocrinologo o di un laboratorista per capire gli eventuali errori che ci sono dietro. Non solo, misurarlo bene ci permette anche di accorgerci dei pazienti che non fanno quello che noi vorremmo. Il classico test di soppressione col desametasone prevede che il paziente prenda il desametasone alla sera. Facendo questo, misurando la desametasonemia, ci siamo accorti che 3 pazienti su 100, che non sono così pochi, non l'avevano preso, ma non l'avevano detto al medico che non avevano preso la terapia, perché il paziente si sente un po' in difetto quando non fa quello che fa il dottore. E appunto la misurazione della desametasonemia ci ha permesso anche di svelare questi, tasselli che allontanano un po' il medico dal paziente. E qui concludo con il rapporto cortisolo-cortisone, che forse in un futuro servirà anche per diagnosticare non soltanto neoplasie benigne come la malattia di Cushing, ma forse anche neoplasie maligne come la sindrome di Cushing ectopica, che è uno dei quadri paraneoplastici da tumori carcinoidi bronchiali o pancreatici forse più severi. Quindi anche qui concludo dicendo che la misurazione degli ormoni va fatta bene, quindi non solo perché è stato il mio cavallo di battaglia, ma anche perché ci credo, va fatta bene, ma va fatta in spettrometria. E qui in questo cartoon finale il quinto take home message è l'importanza di avere anche qualche vecchietto, perché io ho la fortuna di lavorare a Padova con dei senior professor che sono ormai in pensione da tanti anni, ma che mi hanno insegnato l'amore per l'endocrinologia e che mi hanno trasmesso il concetto che se hai un problema la cultura si trova, e insomma sono orgoglioso di poter lavorare con delle persone che la cultura endocrinologica l'hanno inventata e ce l'hanno ancora. Spero di essere rimasto nei tempi. Sì, dai. Ci sono domande? C'è qualcuno? Allora, abbiamo tenuto, grazie alla domanda, abbiamo tenuto i sieri perché attualmente misuriamo bene il cortisolo soltanto nella saliva e nelle urine, perché sono dei liquidi corporei puliti, perché la ghiandola salivare e il rene filtrano il sangue, no? Però abbiamo tenuto i sieri degli OGTT, e quindi che derivano da sangue intero, perché adesso che ci è arrivata la macchina nuova dovremo anche riuscire a misurare il cortisolo sierico, appunto per vedere com'è la risposta del cortisolo sotto carico di glucosio, perché è molto affascinante la cosa, perché noi soltanto un po' immaginiamo quanto pesante sia mangiare e quanto il nostro asse dello stress, quindi il cortisolo, risponde al carico di glucosio, che è una simulazione in laboratorio di un pasto alla fine. Sì, solo un commento, complimenti al dottor Ceccato per un brillantissimo lavoro, veramente brillante, interessante, anche per chi non ci capisce niente di endocrinologia, ma poi grazie anche per l'ultima parte, l'ultima affermazione, quella che riguarda i senior o i maestri si chiamavano una volta, ecco, che resta sempre una affermazione importante, forse anche un po' il riassunto
del pomeriggio di oggi, insomma, che al di là della abituale battaglia tra chirurghi e internisti, sempre presente, che si è confermata questa sera con questo brillantissimo lavoro, conferma tuttavia che la cultura si crea attraverso i maestri, e in medicina così accade. I maestri insegnano e c'è una continuità. Direi che meglio di così non si poteva chiudere anche il pomeriggio. Mi congratulo davvero, perché abbiamo avuto l'opportunità di sentire storie di grandi maestri, storie di maestri e di persone impegnate anche all'interno della società civile, ma che hanno dato e saputo trasmettere cultura. Quindi grazie di cuore davvero. Grazie per aver saputo individuare anche questo brillantissimo lavoro e un brillantissimo studioso all'interno di un prestigioso istituto, peraltro, insomma, famosissimo. Grazie mille. Grazie. Andiamo direttamente. Siamo un po' prima. Dobbiamo uscire? Bene. I nomi dei senior. Io mi aspettavo di vedere le fotografie, dico la verità, alla fine una foto almeno volevo vederla, ma non c'è stata neanche la foto. Insomma, Mantero, Boscaro, adesso c'è la Scaroni che non è tanto senior. Però, alla Società Italiana di Endocrinologia avevo fatto una pseudo relazione diciamo, facendo i confronti con gli allenatori del Milan, perché tra i tanti miei difetti io sono anche milanista, no? Quindi avevo messo... Ritiro i complimenti, tutte le varie foto dei miei maestri con le foto di Ancelotti, dei vari, diciamo, maestri, l'idol, i vari maestri del passato. Insomma, sì, sono loro un po' i miei maestri dell'endocrinologia, che il professor Punzi ha conosciuto bene. Il premio. Allora, tra 10 minuti possiamo recarci qui dietro alla caffetteria per l'incontro conviviale. Siete tutti invitati. Grazie.